tutti, rieccoci qui, bentornati allo Scrigno del Calcio. Ogni giorno vi racconto una storia di calcio diversa. Oggi in realtà la storia dura veramente pochissimo, perché pochissimo è durata la carriera ad alti livelli di Giovanni Arioli, che la maggior parte di voi non avrà sentito neanche nominare, ma che io conosco e ricordo molto bene, perché parliamo di quello che è successo il 10 marzo del 1996 durante la partita di Serie A Piacenza-Parma. Adesso vi faccio vedere e vi racconto tutto, non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale, che tanto è sempre gratis. Quindi se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi qui sotto, lasciate like, commenti, seguite i social Il Popolo del Calcio anni 90 sia su Facebook che su Instagram, dove ci sono tante storie come questa, tante foto, tanti reperti. Seguite anche il blog Il Popolo del Calcio, che oltre a queste storie tratta anche argomenti più attuali come i consigli sul fantacalcio, le maglie vecchie e nuove, le differenze anche tra maglie vecchie e maglie nuove e gli approfondimenti sulla Serie A attuale. Detto questo, chi è Giovanni Arioli e soprattutto che cosa fa Giovanni Arioli? È un centrocampista classe 1976, a 20 anni neanche, quando viene aggregato dal Parma di Nevio Scala in prima squadra, il Parma 95-96. Lui si allena con i grandi campioni che ci sono in quegli anni e in quella stagione a Parma, non pensa, però spera di esordire, viene aggregato alla prima squadra, a volte va in panchina, molto più spesso va in tribuna, fino al 10 marzo del 1996, quando Scala lo porta in panchina assieme a un altro giovanissimo Piro, per la partita appunto di Piacenza. Il Parma non sta attraversando un bel periodo, il Parma era partito con grandi ambizioni, forse con i favori del pronostico insieme al Milan e alla Juventus campione d'Italia, e in realtà dura pochissimo ad alti livelli, non riesce a far strada neanche in Coppa delle Coppe, o meglio farà strada ma verrà poi eliminato, viene eliminato quasi subito anche in Coppa Italia nei primissimi turni. Insomma, la stagione inizia a scricchiolare, così come la panchina di Scala inizia a scricchiolare. Si capisce, e lo dice lui stesso in primavera, che quello sarà il suo ultimo anno a Parma. Insomma, la partita di Piacenza del 10 marzo inizia veramente male per i gialloblu, sotto 2-0 alla fine del primo tempo, doppietta di Caccia al terzo e al 44esimo minuto. A questo punto Scala prova la rivoluzione. All'inizio del secondo tempo entra il giovanissimo Piro al posto del purtroppo compianto Tarcisio Catanese. E poi al 18esimo minuto, quasi al 20esimo del secondo tempo, esce Mussi ed entra Giovanni Arioli. Per lui è l'esordio in Serie A, ha una mezz'ora per farsi notare, insomma entra un po' quasi nell'indifferenza generale, anche perché la partita sta andando malissimo per il Parma. Passano neanche 10 minuti, c'è un lancio dalle retrovie, un pasticcio tra Taibi e Lucci, difensore capitano del Piacenza. Arioli si infila in mezzo ai due, alza il pallone, fa un pallonetto, la palla finisce in porta e Arioli all'esordio in Serie A fa gol. La partita finisce così, finisce 2-1 per il Parma. Per il giovane centrocampista del Parma è veramente la notte di Natale, con esordio e gol in Serie A. Viene anche intervistato alla fine della partita dalla Domenica Sportiva, è visibilmente emozionato e chiaramente anche un po' imbambolato davanti alle telecamere, davanti a tutte quelle interviste che lui non si sarebbe mai aspettato. Però è anche sicuro di sé, perché dice che è chiaramente emozionato, ma che in fondo lavora duramente per arrivare e rimanere a quei livelli. Vi faccio vedere intanto il servizio di quella partita, Piacenza-Parma 2-1, e questo qui è Arioli, che vedete in primo piano, e sembra essere quello l'inizio di una carriera, quantomeno di un rimanere per lui in orbita della prima squadra. E invece quello che lui non sa, e quello che nessun altro sa, è che quella mezz'ora sarà la sua unica mezz'ora in Serie A. Ha un primato incredibile, che è quello di aver giocato mezz'ora in Serie A e aver segnato un gol. Un po' come aveva fatto Nils Lidholm con Paolo Maldini dopo averlo fatto esordire
nell'85 in Udinese Milan e non averlo più fatto giocare per il resto della stagione, un po' per proteggerlo, un po' per preservarlo anche, ecco, da taccuini, da troppa pressione dell'ambiente e dei giornali. Arioli non vede più il campo fino alla fine della stagione, ma è comunque contento di aver segnato il suo primo gol in Serie A alla sua unica presenza. Nell'estate del 1996 va via Scala, arriva Ancelotti a Parma, di comune accordo con il giocatore e con la società. Arioli viene mandato in prestito al Carpi, che tra l'altro il Carpi in C1 sfiorerà quella Serie B che otterrà poi molti anni dopo, arriverà fino alla finale playoff persa contro il Monza e per larga parte del girone d'andata starà anche in testa alla classifica o comunque nelle primissime posizioni di classifica. Arioli tutto questo però lo vive marginalmente perché purtroppo subirà un grave infortunio ai legamenti della caviglia, rimarrà fuori per diversi mesi e disputerà pochissime partite. Probabilmente lì passa il treno del grande calcio che non tornerà più. Quando lui è alla Propatria, successivamente, adesso vi leggo le altre squadre in cui ha giocato, viene chiesto in prestito dal Verona in Serie B, ma la Propatria non lo cede in Serie B, lo cede anzi al Mantova in prestito in C2, lì passa definitivamente il treno del grande calcio per lui, trova poco spazio, non viene chiamato né da società di Serie A né da società di Serie B, trova spazio solo in Serie C, diventa un centrocampista, un gran lavoratore anche in mezzo al campo, tra l'altro cambia anche look, con i capelli più lunghi, la barba, sembra veramente un grande combattente dei campi della Serie C, gioca con queste squadre che adesso vi leggo: Lodigiani, Saronno, Propatria, Mantova, Provercelli, Legnano, Lumezzane e Ivrea. Chiude la sua carriera tra i professionisti, non chiude però definitivamente con il calcio, sgomiterà ancora a oltre 40 anni nei campi dilettantistici. Lui ha sempre detto: non mi importa la categoria, mi importa soltanto giocare a pallone perché è la mia passione. Eppure quel gol all'esordio lo ha reso certamente storico come personaggio, ma forse ha instillato qualche rammarico in chi l'ha visto, in chi sperava che potesse fare una carriera diversa dalla semplice Serie C, che comunque è di tutto rispetto per un calciatore professionista. Eppure resta quella mezz'ora con il gol segnato a Piacenza, quel Piacenza-Parma che certamente per lui resta la domenica dei sogni, la domenica leggendaria della sua carriera. Questa è la storia breve, come breve è stata la carriera a certi livelli di Giovanni Arioli, che pensate non ha neanche una pagina su Wikipedia. Di solito su Wikipedia chiunque abbia giocato almeno una partita in Serie A viene inserito, lui che oltre ad aver giocato ha pure fatto gol, non c'è. Forse un giorno se qualcuno di voi lo vuole inserire, tanto è un'enciclopedia libera, quindi si può inserire qualsiasi cosa, non scrivete fesserie, scrivete dati reali, sarebbe carino dedicargli anche una pagina su Wikipedia. Questa è la storia di Giovanni Arioli, mi raccomando iscrivetevi al canale come vi ho detto all'inizio, suggeritemi altre storie se vi ricordate qualche giocatore un po' particolare che non ha fatto la carriera che voi pensavate potesse fare e io ve la racconto e ci vediamo domani. Avanti tutto!